Inizia il 2013 e l'Italo Ferrando di Genova Cornigliano è pronto a ospitare il big match di giornata tra due compagini desiderose di iniziare al meglio il girone di ritorno di prima categoria C. Il Via dell'Acciaio si presenta con un articolato 4-2-3-1 che vede Serra, Alessi e Fravega pronti a supportare Lorenzo Perelli, capocannoniere con 11 gol all'attivo. Dall'altra parte del campo troviamo un Moconesi ancora imbattuto che oggi si affida a un canonico 4-4-2 con Cismi e Trebini come ali e il reparto offensivo in mano al tandem Casella-Trabucco, una coppia che vale qualcosa come 16 marcature stagionali. Il signor Parisi della sezione di La Spezia porta il fischietto alla bocca e allora apriamo la nostra sintesi già all'11° minuto quando il Moconesi sfiora per ben 2 volte il gol. Subito ecco Trebini con un cross rasoterra che va a cercare Casella ma il compagno è in ritardo e l'azione sfuma. Poco dopo sempre il numero 9 sotto la luce dei riflettori. Bruzzone lascia sguarnita la porta con questa brutta uscita. La prima punta prova a mettere in mezzo ma in area non c'è nessuno, nulla da fare. Passano 2 minuti e uno spunto interessante potrebbe nascere da questo corner di Alessi. Dopo una serie di rimpalli è capitano Abate a deviare palla in porta, Lasagna spazza via ma l'impressione che si percepisce è che la sfera abbia effettivamente sorpassato la riga. L'arbitro non batte ciglio e il gioco continua nonostante le vigorose proteste. Da segnalare l'incredibile errore di Serra che si divora una marcatura con Giarratana già battuto. La legge gol sbagliato, gol subito si fa più cinica che mai e si concretizza al minuto 15. Cizmia si allarga sulla fascia e guardate la spettacolare conclusione a girare del biancorosso che entra direttamente in porta nonostante il supporto di Casella. 1-0 ma il match è ancora tutto da scrivere perché dopo 5 giri di lancette il Moconesi non lascia, raddoppia. Dopo un bel fraseggio tra Vitale e Casella è proprio lo scoremaker a tentare la percussione di sinistro e a trafiggere Bruzzone per la rete che vale il 2-0. Gli ospiti si esaltano e il Via dell'Acciaio subisce immediatamente il tris. Cismia innesca Lasagna sulla fascia. Il terzino parte al galoppo e dal limite azzecca l'assist per Casella che si sgancia da Perego e viene lasciato completamente libero di andare in rete con un preciso piattone sinistro. I padroni di casa non ci stanno e decidono una manciata di secondi dopo di mostrare i denti. L'azione decisamente confusa parte dalla bordata di Biagioli respinta dalla difesa. Fravega ci prova ma si coordina male, così come Rossi. È Perelli a trovare il bandolo della matassa e soprattutto a battezzare i pali di Giarratana con questo collo destro che porta gli azulgrana sull'1-3. L'ultima occasione di questo infiammatissimo primo tempo la si registra al 47° minuto con questo contropiede di Casella. Sciarrone non riesce a tenere testa al capocannoniere che tenta il tiro. A negargli la gioia della tripletta sono i guantoni di Giarratana che chiudono ottimamente lo specchio della porta. Grazie alle immagini del nostro Andrea Giannotti chiudiamo questa frazione e apriamo la ripresa con la triangolazione di Semino chiusa da Rossi. Bomber Perelli tenta l'incornata ma la sfera colpisce l'esterno della rete. Le due squadre si chiudono bene nelle rispettive difese e non osano troppo per evitare di scoprirsi. Unica azione degne di nota sono la punizione di Malatesta che finisce direttamente tra le braccia di Bruzzone e la bella conclusione al volo di Rossi decisamente fuori misura. Siamo nel pieno dell'ultimo minuto di recupero e Giarratana esegue su Fravega quello che potremmo definire una mossa di wrestling. Il direttore di gara non ha dubbi e assegna il penalty. Sugli 11 metri si posiziona Perelli che riesce a realizzare ma l'attaccante non ha neanche il tempo di recuperare palla che il triplice fischio sancisce la fine dell'incontro. Moconesi batte Via dell'Acciaio per 3-2.